Io non sono a favore dei ticket, delle tasse, cioè io tipo da tasse non mi pare il caso. Stiamo pensando piuttosto a carte di servizi, cioè i servizi igienici, tanto per capirci, o servizi tipo il biglietto unico che giri 24 ore, cioè servizi altamente consigliati per entrare in città. Parlando dei flussi turistici a Venezia, il sindaco Brugnaro si è detto contro i ticket, preferendo invece carte di servizi ad hoc. Ma la gestione del turismo, dice, deve essere a 360 gradi, sicurezza e controlli in primis. Ecco perché oltre all'assunzione di 70 nuovi vigili, il primo cittadino lancia un appello ai giovani. Dico ai giovani sotto i 30 anni che hanno voglia di darci una mano che ci mandino il curriculum, perché il Comune di Venezia sta assumendo 70 vigili urbani col contratto di formazione lavoro per tutto l'anno, diciamo, tempo stabile, e 100 vigili urbani per i prossimi 4 anni per le estati, perché si fanno le liste, lo dico ai giovani, partecipate, mandateci il curriculum, cioè, perché poi quelle liste, anche giovani universitari, quei 4 mesi potete lavorare. Venite in Comune di Venezia, poi il contratto vi verrebbe rinnovato, perché le liste, per la logica del pubblico impiego, le liste restano valide, per cui si va a scorrere la lista. Interventi mirati con le risorse a disposizione per gestire il turismo in città. Abbiamo e stiamo spostando costi e vantaggi del Comune verso questo tipo di attenzione, perché sennò il decoro si fa soltanto a parole.